Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Mantova il 6 marzo 2025, appellata dall'imputato Stefano Mitto del Pubblico Ministero, in accoglimento dell'appello proposto da quest'ultimo, ritenuta sussistente la contestata aggravante della premeditazione di cui l'articolo 577, comma 1, numero 3, codice penale, condanna Stefano Mitto alla pena dell'ergastolo. Silenzio! Dichiara l'imputato in stato di interdizione legale, conferma l'arresto, condanna l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali relative al processo generale di giudizio, nonché alla riduzione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle Avete ascoltato la sentenza d'appello, proprio il pronunciamento della Corte d'Appello di Brescia, della sentenza d'appello nei confronti di Dumitru Stratan, assassino, possiamo dirlo, adesso in secondo grado, di Jana Malaiko, la 29enne di origine ucraina, ma appunto trapiantata in Italia da tanti anni, che venne barbaramente uccisa a gennaio del 2022 a Castiglione dello Stiviere, poi insomma nascosta in campagna per qualche giorno, non si capì dove fosse finita. Insomma, di questa storia abbiamo parlato, ma questa sentenza è importante perché restituisce giustizia, in quanto in primo grado Stratan era stato condannato a 20 anni, in quanto non era stato riconosciuta l'aggravante della premeditazione. Grazie al lavoro della procura di Brescia, della procura generale di Brescia e della famiglia di Jana, e in particolare papà Oleg, che adesso ascolteremo, l'associazione Jana che si è stretta intorno a lui e l'avvocato Angelo Lino Murtas con il criminologo Gianni Spoletti, sono riusciti proprio con indagini difensive molto importanti, anche una nuova BPA, quindi una nuova ricostruzione della scena del crimine, a insomma riportare un po' alla realtà questa sentenza che, cioè era assolutamente, ehm, quella giusta è quella di ergastolo, se vogliamo parlare di femminicidio, perché quello di Jana è stato un femminicidio e oggi per il femminicidio c'è l'ergastolo anche per legge. Se volete intervenire 029294 7222 o 340 670 1659. Bentornato Oleg, come stai? Buongiorno, buongiorno. Sto bene, grazie. Oggi ovviamente che non giornata da festeggiare, ma una giornata molto molto importante perché la mia figlia finalmente ha ricevuto la giustizia e la mia famiglia e gli altri, perché questa sentenza è importante non solo per la mia famiglia, è importante per gli altri. Io ho un bel segnale alle persone violente che giustizia in Italia esiste e arriva in caso. Bravo, questo è un bel messaggio perché ultimamente si pensa che vada tutto male, no, delle volte invece no, perché poi il fatto che comunque c'è la possibilità di poter fare un appello in Italia, cosa che in molti paesi non c'è, questo ti dà anche questa possibilità, cioè l'appello può portare a una revisione parziale della sentenza, come è stato in questo caso. Senti Oleg, però dopo leggerò l'intenso comunicato che ha fatto l'associazione Jana e anche la mamma di Jana, che comunque non è qui, però ha voluto essere vicina. Volevo chiederti chi erano quelle persone che hanno gioito che poi il giudice gli ha detto silenzio? Ma erano gli italiani, Sostenitori, italiani. sostenitrici di Jana, insomma, della sua... Sì,
Sì, sì, sono stati persone che sono venuti per stare insieme, Sì. per dare il suo sostegno, a cui io sono molto molto grato, ma siccome noi tutti insieme abbiamo passato una lunghissima e molto molto complicata strada di 3 anni Sì, e 4 mesi, sì. qualcuno non ha potuto, Certo, diciamo, gestire le sue emozioni. certo, E certo. volevo dire un'altra cosa. Prima di tutto vorrei ringraziare al mio avvocato e la squadra del mio avvocato Angelino Murtas e Gianni Spoletti e gli altri, perché queste meravigliose persone dal primo giorno, durante tutti i giorni 11 della ricerca, stavano vicino a me e hanno fatto un lavoro enorme. E anche a pubblico ministero che Sì, che hanno ci ha fatto creduto insomma, davvero un capolavoro. Eh, io Mh. sono straniero e tutta la strada, io nessuna volta non mi sentito come un straniero, e per questo vorrei ringraziare ognuno italiano per il sostegno e per i cuori di oro, scusate la mia lingua italiana. Senti Oleg, ho saputo, anche perché poi l'ha poi scritto in un comunicato Francesco, dell'associazione IANA, che hai fatto una cosa che avevi promesso che avresti fatto se fosse, successo questo oggi. Della barba? Sì, se vuoi raccontarci Sì, insomma. sì, ma questa era la mia Un gesto promessa, simbolico. diciamo, Sì, sì, una vecchia tradizione nostra che quasi nessuno non ricorda. Sì, dal primo giorno io non tagliavo la barba e ho detto che lo talgo quando sarà fatta la giustizia, e oggi l'ho fatto perché la giustizia è stata fatta. mh. E com'è stato? Come ti sei sentito? Io spero che da oggi almeno io dovrò dormire senza una grande pietra dietro di me, sapendo che l'assassino della mia figlia non sarà libero fra 3 anni e pagherà la pena che ha meritato. Sì, certo. Senti, vuoi fare un ricordo di Iana oggi particolare o farai qualcosa di particolare oggi per Iana? A parte tagliare la Eh, barba ovviamente. ma ovviamente che per me la mia figlia è viva, io sono cristiano, prego Dio di prendere la sua anima, ma parlo con lei ogni giorno. Io non so se riesco oggi ad andare al cimitero, ma parlerò nel qualsiasi caso. Ma oggi vorrei dire Sì, un po' le altre cose. Prima di tutto vorrei rivolgermi a tutte le donne, le ragazze, pregandole di non stare zitti. Se la sì, mia sì, povera figlia mi avesse detto almeno mezza parola, sì, sarebbe viva. sì, E vi prego di non stare sì, zitti, non avere la paura, parlare con qualcuno, perché questo salverà la vostra vita. E altro appello, io vorrei rivolgermi a genitori e parenti di vittime, chiedergli di non arrendere, perché la giustizia esiste e per avere la giustizia dobbiamo combattere. È tutto. ah, bene. Senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere, poi ti lascio. Ehm, Cosa significa la parola perdono per te? Se esiste. Se esiste, in realtà significa tanto. Significa che qualcuno che chiede il perdono davvero, a lui è dispiaciuto quello che ha fatto, che Così ha detto? no, No? ma lui nessuna volta non ha chiesto perdono, lui non, Appunto, appunto. perché lui, secondo me, lui ha fatto quello che voleva fare, Sì, un atto di cattiveria, un atto di possesso, perché questo è solo la mia opinione, perché
la mia figlia secondo lui era la sua proprietà e lui certo. poteva fare con lei quello che voleva, perché ha tolto tutti i diritti di lei, quelli che lei ce l'aveva. Ho capito. Chiedere perdono significa tanto, ma già non mi servono. Penso che lui avrà tempo per pensare cosa lui ha fatto. Ora avrà tanto. Certo, certo. Grazie Oleg, grazie mille. Grazie a voi, Buona grazie giornata. mille di Buona giornata. tutto ciò che avete fatto per me e per la Sì, mia per famiglia. Iana. Grazie. Grazie mille. È stato, cioè, ho deciso di, insomma, di farvi ascoltare prima di tutto Oleg, questo padre che ha dovuto scoprire che sua figlia non solo era stata uccisa a coltellata in casa, attratta in quella casa con una trappola, Stratan lei l'aveva già lasciato, da un bel po', però lui continuava ad insistere, lei non voleva più stare con lui, però quella sera, pur di attrarla in quella trappola, lui ha detto di raggiungerla per il cane che non stava bene, quindi ha utilizzato un grimaldello, qualcosa che per lei era importante, no, la salute del cane, e invece poi è successo quello che è successo. Ma non contento, questa è una cosa terribile che ovviamente non ho voluto ricordare, personalmente con Oleg perché è troppo tremendo, dopo averla appunto uccisa, l'ha infilata in una valigia, quindi in una valigia, immaginate, okay, poi l'ha portata giù per le scale, scale in cui aveva spostato le telecamere per non farsi ritrovare, l'ha messa nel bagagliaio dell'auto, se l'è portata in giro nell'auto, tentando di, gettarla da qualche parte, però siccome era troppo infangato, l'auto non andava più, allora è andato dalla sorella, si è fatto dare l'auto della sorella e l'ha gettata in mezzo all'immondizia, praticamente una specie di piccola discarica verso il lago, diciamo, verso il lago di Garda. È la strada che porta più o meno da Castiglione al lago di Garda, e solamente dopo un po' di giorni è stata ritrovata per caso. Quindi, ehm, è stata questo è qualcosa che cioè aggiunge crudeltà alla crudeltà già dell'omicidio, no, per fortuna poi dopo, diciamo, tutta la squadra è riuscita a dimostrare che non solo, l'aveva uccisa, ma aveva voluto ucciderla, perché c'erano tutti quei messaggi, in cui lui l'aveva già detto che l'avrebbe annientata se lei non fosse tornata con lui. Lui l'aveva detto, quindi poi l'ha fatto. E quel fatto stesso di averla attirata lì con una scusa era cioè sicuramente è stato un segnale della premeditazione. Vediamo se riusciamo ad avere, non so, se riusciamo ad avere l'avvocato. C'è? Ah, ecco, bentornato avvocato Murtas. Buonasera a voi e grazie per Ah, la pensavo di chiamata. essere sola, invece no, ci sei anche tu. Ci diamo del tu, il mitico, grandissimo Angelo Lino Murtas. Come stai oggi? Io sto bene, oggi sto anche meglio perché abbiamo avuto, diciamo, non abbiamo ottenuto nessuna vendetta, ma abbiamo ottenuto una condanna, Certo. una pena proporzionata alla gravità del fatto, e siccome il fatto era il fatto più grave che un essere umano può compiere, cioè uccidere la sua fidanzata, la sua ex fidanzata, e deve essere punito con la pena più grave. Fatto più grave, pena più grave. La pena più grave è l'ergastolo. Questo senso di giustizia non c'era mai stato dato sino ad oggi, perché erano stati dati solo 20 anni per un reato così Certo. grave, e quindi dopo 3 anni e 3 mesi, esattamente dopo 3 anni e 3 mesi di lotta per ottenere questa giusta pena proporzionata alla gravità del fatto, siamo riusciti ad averla. Quindi è stata, diciamo, accolta la nostra richiesta come parte civile, il nostro discorso, i nostri documenti, la nostra ricostruzione, come pure quella del PM, in cui indicavamo che c'era un'aggravante specifica, particolare, che era la Eh sì. premeditazione
Sì. cioè aver organizzato o architettato in tutti i dettagli l'omicidio di Jana. E anche il dopo, perché E poi quindi ricordiamolo che la appunto premeditazione comprende anche quello che accade dopo, giusto avvocato? no, premeditazione vuol dire Sì. premeditare, meditare prima, Di tutto quello pensarci che prima, fai, organizzare, certo, però la premeditazione certo, tecnicamente la devi dimostrare sì. anche con il dolo successivo, Bravo, vale a dire devi dimostrare che c'è un dolo antecedente, certo. cioè io voglio uccidere, un dolo concomitante, io sto uccidendo e sono convinto di quello che sto facendo, non è un momento di ira, no? E poi ci deve essere un dolo successivo, cioè un insieme Sì. di comportamenti che dimostrano che tu stai compiendo quello che ti eri preordinato. Sì. Quindi nel nostro caso c'è stata la prima, Jana aveva lasciato questo ragazzo, l'aveva lasciato per un insieme di gravi motivi, aveva fatto bene a lasciarlo. Questo ragazzo aveva detto: se tu ti metti con un altro, però io ti uccido. Sì, no, è Il giorno assurdo, 18, assurdo. il giorno 15 gennaio 2023. Il giorno 17 ha ribadito la minaccia: avrei dovuto uccidere te e l'altro ragazzo. Il giorno 17 ha tolto una telecamera dall'ascensore, il giorno 18 ha tolto l'altra telecamera dall'altro ascensore. Perché? Perché doveva poi portare il cadavere dagli ascensori. E il giorno 19 sì. sera ha modificato la telecamera che era Sì. all'interno dell'abitazione, Sì. ok? Poi dopo aveva sottratto il cane, perché sapeva che era l'unico modo per poter riavere il contatto con Jana. Quindi a mezzanotte ha iniziato a bombardarla: il cane sta male, te lo devo riportare, il cane sta male, te lo devo riportare, rientra a casa. Alla fine lei ha ceduto per amore di questo cane, è rientrata a casa, e quindi lui, dopo un insieme di discussioni in cui l'ha aggredita verbalmente, gli ha detto le parole più atroci, perché lei gli aveva confessato che stava frequentando quest'altro ragazzo, e lui quindi ha messo in atto quello che si era proposto, che aveva minacciato: se tu ti metti con un altro ti Se uccido. non è Infatti nella premeditazione camera da letto questa, l'ha massacrata di botte. E perché poi diciamo che c'era un dolo anche successivo? Perché immediatamente dopo averla uccisa l'ha messa nella valigia, si era procurato il badile che ha messo in macchina per scavare la fossa, ha mandato messaggi dicendo, con messaggi con il telefono della povera Jana, alla sua datrice di lavoro: questi giorni non vengo a lavoro perché non sto bene, devo meditare su alcune cose. Ha mandato questi messaggi, ha mandato messaggi dal telefono di Jana a se stesso per giustificare comunque e fanno sempre dimostrare. così, Usano Poi sempre il dopo, telefonino della vittima per fingersi, sì, fanno dopo ha sempre così. caricato il cadavere, la valigia, dopo averla trascinata per le scale, in malo modo l'ha messa in macchina, e poi, siccome gli era venuta un po' di fame, ormai erano le 6:30 del mattino, aveva pensato bene di andare anche al bar a fare colazione e scherzare con le persone che c'erano lì. Quindi a un certo punto, dopo la colazione, con tranquillità è andato via con la macchina per andare a portare il cadavere da qualche parte con questo badile in macchina. E lì però è intervenuto il Signore, che quella Ha notte piovuto. in cui ha perso la vita Jana aveva fatto nevicare, Anzi e quindi la nevicato, macchina si è impantanata in mezzo alla strada, è sì. rimasta di traverso nella strada con il cadavere di Jana. E lì il piano A di questa persona, di Satan Dumitru, è miseramente fallito, perché a questo punto la macchina è rimasta delle ore in mezzo alla strada, tutti passavano e fotografavano questa macchina senza sapere che dentro Che c'era il cadavere sfortuna che della ha povera avuto, per Jana. fortuna, Questo ha per noi. cambiato la situazione, perché lui non riusciva a spostare la macchina e scaricare il cadavere lì davanti a tutti. Cosa ha fatto? Allora è andato a cercare a piedi un'altra macchina, finché ha trovato la macchina della sorella, è ritornato sul posto, ha rimorchiato la macchina, però già a quel punto gli chiedevano di questa ragazza, no? E quindi lui si trovava in difficoltà, perché ce l'aveva ancora nella macchina. Quindi ha tolto dal pantano la macchina, è andato in un posto abbastanza vicino e l'ha
nascosta in una discarica di rifiuti Non è riuscito, vegetali. diciamo, a sotterrarla proprio come avrebbe Non è voluto, riuscito per a sotterrarla fortuna, perché per lo stavano fortuna. aspettando, quindi ha fatto una cosa Sì, rapida, sì, probabilmente sì. pensando poi in un secondo tempo Sì, di di andare a sistemare. Quindi finire, è tornata a casa dove aveva già pulito tutto, sì, eccetera, sì, doveva sbarazzarsi sì, sì, praticamente dei sacchi neri con sì. tutte le lenzuola, Mm. i piumoni sporchi di sangue, le federe e tutto quanto, dove l'aveva massacrata. E quindi quando è tornata poi gli hanno chiesto: ma scusa, ma Iana dove non è? E lì ha iniziato, all'inizio si è trovato in difficoltà, e quindi però non ha mai confessato, è Infatti, stato accompagnato in caserma dai infatti. carabinieri e per 40 giorni non ha mai aperto bocca. Noi per 10 giorni col papà Alexander, col papà di Iana, siamo stati in mezzo al fango di giorno, di notte, Ricordo, a sì. cercare la ragazza perché Sì. non sapevamo dov'era, Sì. pensavamo che fosse ancora viva, ci illudavamo che fosse ancora viva. Pazzesco. Quindi siamo andati dappertutto, con le associazioni, con i volontari di Castiglione delle Stiviere, con la Croce Rossa. E con lui la avrebbe Protezione potuto Civile. parlare Lui invece. poteva dire: guardate lì, non ha Certo, detto niente, ci ha niente. lasciato notte e giorno a cercarla. Allora, Quindi scusa, tutto questo comportamento successivo dimostra anche la tua premeditazione, perché poi non è mai venuto in udienza, non ecco, si è mai scusa, fatto vedere, avvocato, c'è non ha mai chiesto perdono ai un'ascoltatrice. genitori. C'è un'ascoltatrice, sentiamo cosa ci vuole dire. Pronto? Sì, buonasera a tutti e due, sono Lisetta, Buonasera. la signora mi conosce. Buonasera. Allora, no, su questo caso, allora per tutti i femminicidi che succedono, secondo me Sì. non va insegnato alla donna come difendersi, ma agli uomini come comportarsi. Brava, bravissima. Tutto qua, io bravissima, vi saluto e buona serata a tutti e due. bravissima, grazie. Ma certo, c'ha perfettamente ragione infatti, la donna, perché il problema non è la donna vittima, è il problema è il bra- maschio alfa bra- narcisista che deve aggredire. Noi Bra- dobbiamo colpire la mina vagante. Tra due, chi è la mina vagante? La mina vagante è quest'uomo, Certo, quindi dobbiamo fargli un trattamento psicologico quando inizia la violenza, dobbiamo fargli un trattamento psicologico specifico in modo che possa capire lui stesso della strada errata che sta percorrendo, perché sapete benissimo che non si può mettere in galera o in prigione una persona solo perché ha pensato di uccidere, no? Certo. Deve fare degli atti diretti in modo non equivoco a compiere il delitto, ok? Perché ci sia un tentativo, in quel caso allora è punibile, ma il semplice fatto di pensarlo, di confidarlo, oppure anche di minacciare, risponde al limite di minacce, sempre che arrivi a processo, perché le minacce sono una cosa abbastanza futile, no? Abbastanza Purtroppo aeriforme, non è come un venticello che poi scompare questa minaccia. E quindi invece bisogna trattare, chiaramente il problema è l'uomo. Nel caso nostro specifico però c'è anche un'altra cosa, che l'autore dell'omicidio è stato, si è giustificato dopo 40 giorni che era in prigione, si è giustificato dicendo: no, non sono andati così come dite voi i fatti, io ero lì e ho dato semplicemente una spinta al petto a Iana, è caduta e ha sbattuto la testa. E dice: ma perché non l'hai soccorsa? Perché non mi sono accorto, sono andato in bagno, sono stato circa 40 minuti. Quando sono tornata, l'ho trovata in terra con tutto sto sangue, mi sono spaventato e allora e cosa hai fatto? Questa però c'aveva tutti questi segni in faccia, era stata massacrata di botte. No, non l'ho massacrata di botte. Le ho dato 2 sberle per farla rianimare, farla svegliare, e poi quindi anche bugiardo. È tutta fracassata. Qui come mai? No, perché gli ho fatto il massaggio cardiaco per rianimarla. Ma io ho detto: ma scusate, allora se questa è la versione, perché dopo che ha fatto il massaggio cardiaco non è riuscito a rianimarla, non ha chiamato l'ambulanza? Perché l'ha messa dentro la valigia e poi è andata alla discarica a buttarla? Appunto. Perché se fosse successa una disgrazia, perché gli hanno dato 20 anni? Perché gli hanno dato 20 anni? Questa cosa un po' era rimasta nell'aria. In primo grado non siamo stati creduti, no? E quindi era stato dato questo omicidio d'impeto e non era stata riconosciuta la premeditazione, quindi non c'è stato l'ergastolo. Adesso in appello per fortuna siamo felici che il Signore ha aperto gli occhi e le orecchie ai giudici, soprattutto ai giudici popolari, che ci hanno ascoltato con molto interesse e attentamente a tutte le prove che portavamo
a tutti i discorsi che esponevamo, sia come parte civile, sia come pubblico ministero, ci hanno ascoltato, hanno compreso, hanno valutato e hanno dato ragione. Hanno detto no, questa era una cosa che era stata architettata prima e quindi hanno riconosciuto la premeditazione e hanno condannato alla pena dell'ergastolo. Senti, dando una soddisfazione non solo a noi che siamo parte in causa, ma noi vogliamo far passare a questo tutti, messaggio nei confronti di tutte le donne che sono vittime di determinati maschi. I maschi non siamo tutti così, non dire il maschio è così. No, meno male. Noi stiamo parlando di una minoranza della minoranza, una minoranza della minoranza nella nostra società, di persone che vedono il possesso, la proprietà della donna. È vero. E loro per sempre un oggetto che possono farle quello che vogliono, se la vogliono lasciare la possono lasciare, ma devono essere loro a decidere, non c'ha nessuna libertà, diventa una totale sottomissione, quindi non vogliono essere lasciati o vogliono essere lasciati solo quando lo dicono loro. E quindi questa minoranza deve capire una cosa, che se fa un atto grave come l'omicidio, ne risponde con una grave pena, perché ormai è passato il messaggio che per un omicidio prendi, per un femminicidio prendevi 15, massimo 20 anni, difficilmente si superava i 20 anni, a un terzo della pena potevi avere il primo permesso premio, a metà della pena potevi avere, che so, la semilibertà, semidetenzione, poi l'affidamento per i servizi sociali e tante soddisfazioni, tante scappatoie. Di fatto non eri in carcere, poi c'è lo sconto della pena per buona condotta, quindi questi 15-20 anni alla fine diventavano 7-8 anni, no? Uno si faceva il calcolo, io faccio questa cosa qui atroce, però dopo 7-8 anni, massimo 10, sono a posto, posso rifarmi una vita. No, non è così. Se tu hai tolto la vita a una persona e lo Stato, anche se non si vuole vendicare, ti deve rieducare. Per rieducare tu devi stare in una struttura dove sei privato della libertà di uscire. Nell'ergastolo sappiamo benissimo che non è tutta la vita, perché lo sappiamo che dopo in Italia 30 anni anche l'ergastolo diciamo cessa, la possibilità di rimanere sempre fuori, e verso metà di questi 30 anni. Come ha detto Oleg, puoi stare lì a pensare magari a quello che hai fatto. Le donne vittime di queste persone che sono in questa condizione si sentono più protette perché iniziano a vedere che ci sono queste condanne di questo tipo. E i maschi che sono maschi alfa, narcisisti, possessivi, vendicativi, che vogliono compiere questo atto, devono pensarci un po'. Senti Angelo, gli anni di carcere noi dobbiamo andare un minuto in pubblicità, però se tu puoi restare, perché per quell'altra storia, perché ci tengo che non so, mi racconti questa storia e lanci quell'appello. È una cosa che non c'entra niente con Iana, però visto che ci troviamo, se vuoi parlarne di questa rissa, un minuto di pubblicità, un minuto. Ok, grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Officine Ubu presenta C'è da organizzare una cena. Per chi? Per Franco. Spagna, 1939. Gli chef sono tutti in carcere. Sono rossi. Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente. Nella Spagna di Franco non c'è posto per me. L'unica via di salvezza è la fuga. Che fuga? A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema. Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia. Jafar Jackson è Michael, dal 22 aprile al cinema. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano.
Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati amici, siamo qui a Giallo Radio Club. Oggi stiamo parlando della sentenza d'appello per l'omicidio di Jana Malaiko. L'abbiamo seguito questo caso, abbiamo sentito prima il papà di Jana e adesso stiamo parlando con l'avvocato Murtas e ci ha raggiunti anche il criminologo Gianni Spoletti. Bentornato Gianni. Buonasera a tutti, Ecco. grazie dell'invito. Allora, Angelo, intanto vabbè, diciamo del femminicidio abbiamo parlato e ha spiegato bene Angelo, Lino, che per fortuna diciamo oggi sta un po' cambiando il vento da questo punto di vista e infatti è cambiata anche la legge poi alla fine e ci è voluto un po', ci è voluto tanto, ci sono volute anche purtroppo tante morti e tante sentenze un po' discutibili. Così magari vi ricordo che ci apprestiamo all'appello bis per Alessandro Impagnatiello proprio sull'aggravante della premeditazione. Quindi Angelo, credo che diciamo questa sentenza di oggi, vabbè quella è a Milano, però questa sentenza di oggi può essere anche un segnale, no, per quella che si attendono anche i parenti, i genitori di Giulia Tramontano, no? Perché Impagnatiello è stato comunque condannato all'ergastolo, ma non essendo stata contestata l'aggravante della premeditazione, comunque diciamo è un aggravante importante, no? Sì, un aggravante fondamentale, perché una cosa è l'omicidio d'impeto, no? Che uno in un momento di rabbia può anche compiere un omicidio, e questo può farlo qualsiasi persona, qualsiasi uomo, qualsiasi donna, in un momento di follia per un insieme di fattori emozionali può arrivare a fare dei danni a una persona, ok? Però in questo caso dopo 2 minuti si sveglia da questa follia e soccorre la persona che le soccorre, aiuta, certo. non la mette in una valigia, non la sì, o come ha fatto Alessandro, ha tentato di bruciarla, capito? Sì. Perché vuol dire che c'è a monte tutta un'altra storia. E va bene. Sicuramente c'è da dire però una cosa, che noi stiamo parlando della vecchia normativa in cui non esisteva il femminicidio, ma c'era l'omicidio preterintenzionale, come volevano far apparire questo qui, ti do una spinta, sbatti la testa e poi muori, un omicidio d'impeto, sono arrabbiato e ti picchio e poi insomma ti do dei pugni talmente forti che ti uccidono, oppure un omicidio premeditato, cioè architettare, organizzare, progettare di uccidere una persona, che è la forma più grave, no? È la forma più grave. Questa aggravante dà la possibilità di condannare la persona all'ergastolo, la premeditazione. Ok, adesso è diverso perché nel femminicidio la nuova norma prevede che se tu uccidi una donna in quanto donna, quanto donna con cui hai avuto una relazione, eccetera, puoi essere condannato all'ergastolo, ma è una norma recente. Noi stiamo parlando di un fatto di 3 anni fa e quindi tempus regit actum, cioè la norma che è in vigore è quella del tempus di quel tempo in cui si è verificato quell'atto, no? Perciò era quella la norma ed era importante che venisse riconosciuto la premeditazione, come anche negli altri casi, no? Di quello di cui stiamo parlando, anche in quel caso non era ancora ante nuova normativa e lì devi riconoscere la premeditazione, no? E questo è il fatto. È un messaggio importante e sicuramente anche le corti d'assise si guardano tra di loro perché, come dire, c'è la cosiddetta giurisprudenza, no? Dove si prende a modello o ad esempio delle sentenze ripetute in un certo modo, allora anche altri tribunali, altre corti d'assise, corti d'appello tendono a interpretare la norma secondo l'insieme delle sentenze che ci sono state, secondo quella giurisprudenza, no?
certo. Quindi se la direzione è quella è favorevole, perché va a tutelare queste donne che cadono in questa tremenda situazione e hanno delle lesioni gravissime o vengono uccise. Da questi E qui non è che soggetti. parliamo di casi sporadici, noi stiamo No, parlando di un no. fenomeno, di L'altro una gravità giorno inaudita, un'altra, cioè ogni perché giorno ogni 3 giorni c'è sì, una donna ogni che 3 viene giorni. assassinata Mh. con non un omicidio tradizionale, ma con il cosiddetto Sì, femminicidio, sì. cioè legando questa Sì. questa morte a un rapporto di amore terminato, al fatto di essere lasciati, di essere stati lasciati, quindi a questo legame sentimentale, non che incontri una donna per strada, cerchi di Sì, rapinarla, certo. poi la uccidi, quello non c'entra, quello è un altro omicidio, un altro tipo di omicidio. Il femminicidio è questo Sì. specifico e per fortuna la normativa è cambiata, perché è un fenomeno atroce. Lo so. Ci stiamo incartando come società su questo punto, tra vari punti gravi, ma uno di quelli per cui la società moderna si sta incartando è anche questo, il rispetto, lo scarso rispetto delle persone, lo scarso rispetto addirittura della donna che dovresti proteggere, aiutare, vai a sterminare proprio quella. Ok? Sì. E con un insieme di sentenze in successione che minimizzano con 15, 18 anni, 20 anni, facendo apparire che la vita umana Vale quello, della sì. propria donna vale poco e niente. Senti Angelo, chiediamo a Gianni Spoletti, lui che è stato, insomma, anche se è arrivato diciamo in Ci ha corso dato un grande aiuto con la sua infatti, perizia, appunto, con la infatti sua volevo chiedere PPA, le tracce proprio di sangue, gli sì, schizzi, volevo per chiedere a ricostruire Gianni tutto. proprio questo, quanto Grazie poi Gianni, grande. quanto, la Grazie. scienza a questo punto può aiutare, in questo caso proprio perché la premeditazione comunque diciamo, quali sono stati gli elementi che tu hai riscontrato che poi hanno corroborato l'ipotesi ovviamente della premeditazione? Degli elementi proprio scientifici puri, ecco. Ha detto bene Angelo Lino Murtas, cioè l'avvocato. Gliel'ho detto a lui personalmente subito dopo la lettura del dispositivo. Questa per me è la più grande soddisfazione proprio a livello giudiziario, cioè come consulente io mi sono trovato in tante situazioni nella mia carriera, prima di poliziotto, poi come ben tu sai l'avvocato Angelo Lino oggi fa l'avvocato, ma in passato è stato un bravissimo poliziotto, quindi e si vede. Ecco, quindi mi sono trovato subito bene con lui, parlavamo la stessa lingua, devo dire che questa è la mia più grande soddisfazione personale come consulente. Poi devo dire che per me è stata una grande soddisfazione e questa soddisfazione è per la famiglia, per il padre, per la madre, per gli amici, per il presidente dell'associazione Iana Porrello. Cioè, voglio dire, siamo stati un gruppo di persone che siamo stati trainati da Angelo Lino Murtas, nel senso che lui ha fatto il timoniere, lui ha fatto da tramite, lui ha trascinato tutti noi in questa vicenda giudiziaria. Ma quello che ti chiedo adesso per andare più sul punto, anche perché abbiamo pochi minuti, ma diciamo tu hai letto, hai visto gli elementi che c'erano, hai detto no, ma qui da quali tracce si capiva che la traccia singolare, guarda, le tracce che abbiamo trovato sul cuscino che è servito poi per soffocare Iana, che gli ha provocato l'asfissia, e quindi sul cuscino abbiamo trovato delle tracce certe, e quindi poi soprattutto anche la maniglia della porta interna della stanza dove è avvenuto l'omicidio era emblematica. Quello era sangue, era traccia ematica della povera Iana che ha tentato di scappare. Quindi poi sul letto, ecco, vedete, questo è un bel elemento, no? Cioè il fatto che ci fosse quella traccia diceva che lei aveva tentato di scappare. Ecco perché sono importanti queste analisi, giusto? Lo voglio dire, poi magari ti faccio una domandina sul caso
per No, ma eccellenza. dico, volevo dire che il cuscino che ha provocato l'asfissia meccanica violenta e poi gli schizzi che abbiamo trovato diciamo la parte posteriore del letto, sulla facciata proprio del letto, che sono stati provocati da brandeggi, ma non perché ha colpito con un'arma, brandeggi dello stesso arto con cui Dimitru Stratan ha colpito al volto. Cioè la sua arma era il suo pugno. Non ce ne sono armi, non le abbiamo trovate, non le abbiamo evidenziate nemmeno con il RIS di Parma, perché quando abbiamo fatto il sopralluogo sulla scena del crimine, proprio perché Dimitru Stratan ha colpito ripetutamente, scagliandosi con una violenza inaudita. Oggi l'ha detto bene l'avvocato Murtas nella sua ringa, dove dice che il corpo è stato martoriato, quindi questa povera ragazza ha dovuto ha tentato il suo maldestro tentativo di uscire da quella stanza, e difatti la traccia ematica che abbiamo trovato sulla manina della porta da strisciamento era proprio perché lei aveva afferrato quella maniglia, ha tentato di uscire ma non ce l'ha fatta, perché lui l'ha ripresa, rimessa sul letto, e quindi sul letto poi l'ha colpita nuovamente, e poi col cuscino ha creato questa asfissia meccanica violenta che gli ha procurato la morte. Ha detto molto bene oggi Angelo Lino Murtas al processo, è stato efficacissimo, e secondo me la Corte ha preso in seria considerazione quello che ha detto l'avvocato. Bene, insomma, anche quello che hai fatto tu, ripeto, perché poi vedete questo, ho voluto che tu spiegassi questo, perché voglio far capire insomma alla gente che le consulenze, diciamo, criminalistiche, anche in indagini difensive, spesso sono utilissime, perché vanno a corroborare poi il lavoro magari delle procure. Giusto? Sì, no, ma io voglio dire questo, sai che a me non piace vantarmi di cose che poi, cioè, noi siamo i poliziotti, siamo gli ex poliziotti che fanno i criminologi o fanno gli avvocati sulla scena del crimine o comunque nelle aule di tribunali. Le chiacchiere stanno a zero, nel senso che si vede troppa gente in troppe giro, chiacchiere ultimamente, troppe chiacchiere, sappiamo a cosa ci riferiamo. Voglio dire, troppe chiacchiere in televisione, troppi professionisti che basta prendere il caso e comunque apparire in televisione. Noi non siamo, io almeno parlo per me, io non sono il criminologo da televisione, se mi invitano ci vado, parlo concretamente dei fatti di cui mi occupo, ma non mi vanto mai. Io lo ripeto ancora una volta, io sono una parte di questo ingranaggio che l'avvocato Angelo Lino Murtas è riuscito a mettere in piedi con una serie di persone. Poi è chiaro che con lui mi sono confrontato spesso e volentieri, e lui comunque ha preso in seria considerazione il mio lavoro, e siamo stati uniti tutti insieme. Però chi è stato il direttore, passatemi questo termine, dell'orchestra è stato Angelo Lino Murtas, che ha saputo mantenere la calma, i nervi saldi, e quando qualcosa non andava ha cercato sempre di mettere una pezza. Io sono una parte dell'ingranaggio, importante sicuramente, però il merito di questa sentenza principalmente va all'avvocato Murtas. Allora, avvocato, io voglio intervenire, un attimo. Io ringrazio Gianni Spoletti, un grande criminologo, che mi sta incensando. Ringrazio, mi sono impegnato, è vero, però io devo dire grazie a tutti quelli che hanno lavorato insieme a me, tra cui proprio lui, perché adesso lui sta minimizzando il suo lavoro, ma vi posso assicurare che se voi doveste leggere queste decine di pagine della relazione, dove lui è andato a vedere tutta la direzione degli schizzi di sangue sul comodino, sulla tenda, sulla testata del letto, che erano state anche cancellate, lui è riuscito a risaltarle tramite un procedimento particolare, Luminol, eccetera, con l'aiuto dei RIS di Parma. Comunque lui ha ricostruito tutti i passaggi, quindi tutto questo gran lavoro che ha fatto ha dimostrato i vari movimenti di Jana all'interno della stanza, compreso il tentativo di fuga
afferrando la maniglia per uscire. Infatti, I perché segni molti dei... dicono, vabbè, ma cosa serviva se lui aveva confessato? Ma non è che No, non ha confessato, confessano, cioè, a lui parte ha che non detto che aveva confessano mai due quello che succede sberle veramente. per rianimarla, che potrebbe essere anche una cosa credibile. Mm. Ma come puoi dare due sberle se ci sono gli schizzi sulla testata del letto, se ci sono gli schizzi sulla tenda, se ci sono gli schizzi su per terra, se ci sono schizzi sul comodino? Vuol dire che tu stai colpendo Certo, ripetutamente la faccia e quindi questa emorragia dal naso, eccetera, proietta degli schizzi. Lo so, Gianni Spoletti è molto bravo lo nel suo so. mestiere. Io l'ho perché è andato letta a vedere la consulenza. goccia per goccia la Sì. direzione, no? Perché la goccia, come viene schizzata, fa lo una so. direzione e da lì risalire al punto di partenza. Anche se non c'è il cadavere, lui ha ricostruito tutti i vari movimenti, dove è stata percorsa all'inizio, dove è stata percorsa poi, fino al punto del tentativo di fuga, alle ultime forze, non ce l'ha fatta, è stata risbattuta. Leggiamo un messaggio di un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice, anzi, che dice: sto ascoltando con interesse, vabbè, complimenti, penso che in casi come questo dovrebbero cambiare le leggi. Se la vittima ha 30 anni o altro, gli anni di pena da scontare dovrebbero equivalere a quanti anni avrebbe potuto avere di vita ancora la vittima. Pina da Monza e Brianza, sì, però comunque già l'ergastolo, Pina, credo che basti e avanzi. L'ergastolo è la pena più grave nel nostro ordinamento, perché non c'è la pena di morte, non c'è la tortura. La pena più grave è l'ergastolo. Il reato più grave nei confronti di una persona qual è? Togliergli la vita, ucciderla. Quindi reato più grave e pena più grave. Questa comparazione non c'era stata data. In questi 3 anni e 3 mesi abbiamo combattuto anche in momenti di crisi, abbiamo avuto discussioni anche tra di noi, perché volevamo ottenere il risultato, non riuscivamo ad averlo, c'era una frustrazione, abbiamo combattuto, siamo ripartiti, abbiamo resettato tutto, siamo ripartiti da zero, c'è con l'associazione Iana. Però possiamo dire che avete avuto una procura, insomma, in gamba, insomma. C'è stata una procura della dottoressa Lucia Lombardo e in appello qui il dottor Domenico Chiaro, che hanno fatto un grandissimo lavoro. Infatti. E quindi la sinergia tra tutti è importante. Ognuno ha dimostrato una parte e noi abbiamo dimostrato la nostra parte. Abbiamo anche cercato di toccare più che i punti tecnici, citando gli articoli, come che qui davanti alla Corte d'Appello sono dei cittadini, sono dei giudici popolari. Ci sono i giudici popolari. Quindi abbiamo cercato di toccare le loro corde emotive, spiegando materialmente cosa era avvenuto, in modo che loro potessero dare il giudizio sì o no. E quindi probabilmente abbiamo fatto un bel lavoro, perché loro hanno detto sì. C'è la premeditazione. Siccome la votazione a maggioranza sono 8 voti, la maggioranza ha detto di sì, che c'è la premeditazione. Ok? Quindi la maggioranza è fatta da giudici popolari da noi. Sì, poi leggiamo anche le motivazioni della sentenza. Certo, ora aspettiamo le motivazioni. Cos'è? 90 giorni, come al solito? Sì, 90 giorni, 90 giorni, ma non penso che ci sarà un ricorso alla Cassazione, non penso, perché ma diciamo che chiaramente il ricorso alla Cassazione, certo che ci può essere, perché la difesa dell'imputato può fare ricorso in Cassazione. Chiaramente se fa ricorso in Cassazione la difesa la farà anche l'accusa. L'accusa non c'ha motivo adesso di fare ricorso in Cassazione. Ma non credo la difesa lo faccia, tu dici? Può essere pure che decida di non farla. Tutto è possibile. Pensate a Turetta non ha fatto nemmeno l'appello. Sono gli estremi, ormai adesso aspettiamo le motivazioni, ma la vicenda è talmente chiara, l'abbiamo considerata in tutte le sue, in tutte le sue posizioni, cioè tutte le contestazioni che sono state fatte dalla difesa le abbiamo smontate, abbiamo dimostrato che era l'opposto, che non si poteva assolutamente configurare un omicidio preterintenzionale dove sono stata data una spinta e sbattuta, perché lo dimostrano gli schizzi del sangue che ha visto, fotografato e analizzato uno per uno il dottor Gianni Spoletti. Cioè non possono essere compatibili tutte quelle tracce con una rianimazione, 2 sberle per rianimare. Allora mancano pochissimi minuti, Vorrei solo
dire una cosa. No, perché ti devo Laura. chiedere un'altra cosa, però. Sì, voglio solo dire una cosa perché è molto importante questa cosa, perché con Angelo Lino Murtas ho detto abbiamo sviluppato un lavoro incredibile, cioè io credo che combinare un ergastolo in secondo grado così non è facile per nessuno ottenere questo tipo di risultato. È chiaro che Angelo Lino Murtas insieme a me, grazie, lo stimo anche per le parole che mi ha dedicato, però dico, ma se una ragazza viene uccisa, cioè viene uccisa, messa dentro un trolley, buttata, lasciata come spazzatura in una sterpaglia di resti di alberi e di fragole, no? Buttata lì per 10 giorni, non ha detto nulla questo non ha aiutato sì, lo so, abbiamo detto. Cioè, voglio dire, è anche la premeditazione, ma l'aggravante della crudeltà, questa qui, signori miei, avete capito? Cioè, se non si dà l'ergastolo per uno che ha commesso un reato di questo tipo, a chi si deve dare l'ergastolo? Permettetemi, passatemi questa affermazione, che è forte, ma comunque è concreta. Allora, prima di chiudere, manca pochissimo, volevo fare una domanda ad Angelo Lino Murtas che non c'entra niente con la vicenda di Diana, perché mi ha mandato un messaggio e un appello, diciamo, si riferisce ad un latitante responsabile di una... Non l'ho seguita molto questa storia, se vuoi brevemente, proprio abbiamo 3 minuti, se ci spieghi. Sì, allora si tratta di un duplice omicidio a Como in provincia di Bergamo, dove una persona ha cercato di uccidere 4 persone con dei colpi di pistola, sono stati sparati almeno 12 colpi, 2 sono stati colpiti a morte, uno preso quasi di striscio all'orecchio e il quarto è non scappato. Se ne è parlato molto di questa storia, Non se ne è parlato molto, ma il fatto è gravissimo. Infatti. Questa persona che ha fatto questo duplice omicidio, è fuggito, doppio tentato omicidio, è scappato chiaramente, è pericoloso e io sto facendo questo appello sperando che questo appello lo raggiunga le persone che lo stanno proteggendo, in modo che si costituisca perché non è un killer professionista, ha fatto questo ma non è che faccia altri omicidi, quindi ha fatto un grave errore, però stare nella latitanza comporta che coinvolge anche altre persone, amici, conoscenti, eccetera, che magari ti danno una mano d'aiuto ma compiono un reato di favoreggiamento, e poi chiaramente nel momento in cui si saprà dove è necessario fare un'irruzione perché lui è armato, ha ucciso, e quindi può degenerare ancora di più la situazione. Assumiti le responsabilità delle tue azioni e presentati. Prenda il mio numero di telefono, mi chiami, vengo io a prenderlo senza nessuna paura. Lo vengo io a prendere, lo porto davanti alle forze dell'ordine, lo facciamo interrogare dal pubblico ministero e decide di scontare la sua pena, perché così facendo continua a mettere a rischio se stesso, le persone che lo stanno aiutando e anche tutti i vicini dove si è nascosto, perché chiaramente se poi si fa un'irruzione, ne scappa una sparatoria, gli operatori devono andare armati, non è che possono chiedere cortesemente mi segua in ufficio, se lui è armato e ha ucciso prima si devono premunire con i giubbilli antiproiettili, con le armi, e in queste situazioni alle volte può degenerare. Allora, a questo punto lanciamo un appello, ci costituiamo insieme. Eventualmente potete chiamare qui e vi forniamo il numero dell'avvocato Murtas, poi vi mettete d'accordo con l'avvocato che vi darà tutta l'assistenza, cioè che gli darà tutta l'assistenza. Intanto magari poi ci torniamo su questa storia più approfonditamente perché non la conoscevo, cioè sì, ne avevo sentito parlare in realtà, è una rissa forse perché le vittime sono... indiane, no? Di nazionalità. Sì, le vittime sono di origine indiana. Però sono delle persone normalissime, probabilmente. È stata un po' trascurata. Non so perché, ma il fatto è grave
sono persone che abitano nella Cavolo. nostra società, che lavorano nelle cascine, certo. la produzione di Certo. latte, la produzione di carne, Certo. lavorano, sono tutte persone per bene, però Infatti. questo singolo qui ha compiuto un Certo, atto ma voglio dire, terribile nei è confronti, come perché ha quello che è ammazzato 2 successo a padri di Pavia famiglia con l'altro figli giorno, minori. per una pizza, quel ragazzo Vaccaro è stato ucciso perché non gli dava una Sì. fetta di pizza, cioè qui, potrebbe essere anche un motivo futilissimo quello che ha animato questo soggetto, per cui, cioè pensa a quello che hai fatto, magari ecco, se, qualcuno lo conosce, lo ha visto e vuole segnalarlo, noi possiamo poi metterci in contatto con l'avvocato Murtas che darà tutto. Assolutamente sì, assolutamente Grazie, sì. grazie. Grazie a voi per questo appello, siete stati gentili a averci invitato No, ci e aver mancherebbe. parlato di questo caso di Iana, che deve Di essere un caso che Iana è nel nostro serve cuore, per nel mio tutti. cuore dal primo giorno, quindi come di tutte le ragazze, insomma. Vabbè, Gianni, a questo punto diamo un Sì. altro appuntamento e la prossima volta parliamo di Garlasco però. Va bene, Perché qui vedo che le cose vanno per le lunghe, ve lo dico. Ho saputo oggi va che mi bene, sa che parliamo si allunga di un però pochettino la storia. Però oggi grazie a questa sentenza e grazie al lavoro fatto da noi, veramente da tutti noi, da chi ci ha accompagnato in questi 3 anni lunghissimi, grazie al lavoro di tutti C'è speranza nella giustizia, abbiamo insomma. ottenuto un gran risultato non solo per la famiglia di Iana Manaiko, il padre, la madre e tutti i parenti, i nonni e quant'altro, però oggi ho detto, lo ripeto e chiudo con questa frase, oggi quando è stata la lettura del dispositivo mi ha veramente riempito di serenità, ma per la famiglia, ma soprattutto per il lavoro che ho condiviso. Lo ripeto, non è per sviolinare, ma Angelo Lino Murtas ha fatto un lavoro eccezionale e io credo di non aver mai lavorato con nessun avvocato come ho lavorato con Angelo Lino Murtas. Grazie ad entrambi. Grazie di queste belle parole. Se mi permetti un'ultima parola, sì. Ringrazio Gianni, ma soprattutto da questo palco voglio salutare e voglio ringraziare la mamma di Iana, Tetiana. Sì, ha mandato, l'ho citata perché ci ha mandato un messaggio anche lei, sì. È una rifugiata. Sì. E soprattutto Oleksandr Manaiko, questo uomo che è una roccia, che ha tagliato la barba oggi, ci ha raccontato cosa che ha oggi aveva promesso che quando sarebbe stato dato l'ergastolo avrebbe tagliato la barba e ha tagliato la barba davanti a noi, ma soprattutto è stato il faro illuminante, no? Ci ha indirizzato sulla strada. Noi tecnicamente abbiamo fatto tutto il possibile. Abbiamo fatto anche l'associazione chiamata Iana per aiutare tutte le donne che sono vittime di violenza e prevenire il femminicidio. Ci lavoriamo, ci sono tante iniziative. Lui è uno dei promotori, è quello che ha proposto, però veramente è un combattivo e sinceramente tutti prendiamo esempio da lui. Grande Oleksandr, finalmente abbiamo ottenuto quello che ci eravamo prefissati 3 anni e 3 mesi fa. Grazie. Il giorno dopo l'omicidio ne avevamo detto questa è una cosa che deve essere punita con l'ergastolo. Per 3 anni e 3 mesi non l'abbiamo avuto, dopo 3 anni, 3 mesi e un giorno abbiamo ottenuto quella giustizia che era giusto avere. Grazie a tutti. Oleg. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.